Lettori di Calcio Napoli 24, buongiorno, buongiorno direttamente dal Brasile, da Salvador da Bahia, chi vi parla è Pasquale Di Valdo Cacciola e con me c'è un ospite speciale, l'avete sicuramente riconosciuto, l'ex calciatore del Napoli, Pablo Armero. Ciao Pablo. Ciao ciao, un abbraccio a tutti. Pablo, come stai innanzitutto? Eh, ringrazio a Dio per questa opportunità. Eh, Qua adesso è cominciato bene il campionato baiano, un campionato nord-est, però ora ho sofferto un infortunio e mi sono recuperando per stare bene quando il mister mi precisa. Ma Pablo, tu sei stato protagonista della Coppa del Nord-Est, perché insomma hai dato quell'assist di Trivela e hai riportato un titolo qui a Salvador che mancava da 15 anni, se ci racconti brevemente l'emozione. Sì, come lei lo ha detto, mancava un titolo, un campionato molto importante per loro, eh, per noi è molto gratificante di avere a tutti i tifosi di Bahia commemorare felici. Era un campionato che loro gustano di vincere y lo hemos conseguido y para nosotros es muy gratificante dar esa alegría per loro. Qual è la città italiana che più ti è rimasta nel cuore, Pablo? Guste mucho de Napoli, guste por su ambiente, su armonía, gentile, y el mare, ¿no? El gusto del Mm. mare, il gusto del pesce. E questa fiducia che davano alla gente. Anche a Udinese è stato bene, i 2 primi anni fueron molto bene per me, lì io ho fatto il miglior Sì. sinistro, poi anche no Milan non fu molto bene perché ho giocato poco, però di tutti se rimane qualcosa di buono e sono contenti di essere parte di questa squadra molto grande in Italia. Complimenti, ricordi ancora l'italiano ed è ottimo, quindi ne approfitto. Il tuo ricordo più bello a Napoli, Pablo? Eh, Fue molto importante, abbiamo giocato un gioco fuori casa, se la gente vinceva ese gioco iba direttamente a Champions League. Mm. Mi ricordo con Zuniga, Cavani, eh, io ero lì con loro e abbiamo vinto quello gioco e così siamo andati alla Champions League e vedere la gente felice, il nostro compagno, il nostro presidente molto felice e fu un momento molto speciale. Com'è nata la trattativa che ti ha portato a Napoli? Ricordi qualche dettaglio quando il tuo procuratore ti ha chiamato e ha detto c'è la possibilità di andare a Napoli? Come hai preso la notizia? Sì, il procuratore Luciano insieme al procuratore di Udinese loro mi hanno detto 2 o 3 opzioni, Mm. però tutti sappiamo che in Italia Napoli è una squadra forte che gioca per vincere il campionato e mi ho deciso e la verità fu una decisione molto buona per me e anche per la mia famiglia. Sì. Anche perché è una città molto sudamericana, Napoli, si somiglia molto insomma, alla tua Colombia, ma in generale un po' al Sud America, molto calda, accogliente, quindi insomma ti sei trovato benissimo. Sì, sono più caloroso, parlano di più, fanno più facile l'amicizia e questo è buono per la gente che è sudamericana, che piace di questa cosa. E la mobilità, tu vedi gente in strada, che è molto differente a Udine, Udine è più tranquilla, Udine è Mm, sì. più fria, però io penso che di tutti si apprende, no? Si guadagna qualcosa sempre di tutta la città e sono contenti per, per aver stato là. Fabio, tu in Italia sei famoso perché sei stato un ottimo esterno a Napoli, a Udine, anche al Milan, però sei famoso anche per il tuo balletto. Come nasce questo balletto? Ce lo racconti? Tutti sappiamo che mi piace commemorare quando faccio gol,
trasmetto questa buona energia per tutti i miei compagni. Io tratto di stare bene con tutti, tratto di come ballo, espressare un mio sentimento di felicità, simplemente che il calcio è così, felicità e la gente gusta, me nazionale, e tutto il mondo che gente mi conosce, le piace lo che faccio quando commemoro, quando danzo e quando faccio il balletto e tutto il mondo piace. Era bella la danza con Cavani quando si unica sotto la curva, effettivamente era molto simpatico. Ti volevo chiedere, come mai il Napoli non ha vinto lo scudetto nell'anno in cui ci sei stato tu, siete arrivati secondi? Come mai? Cosa credi sia mancato quell'anno? C'era una grande squadra, grandi giocatori. E, e io penso che calcio è così perché tutti l'anno siamo sempre lì, primo posto, secondo posto, primo posto e alla fine magari l'altra squadra studiano alla gente e ha preso il nostro miglior giocatore, ha marcato mejor e la gente alla fine también estaba un po' stanca perché il giocatore giocava quasi tutte le partite Sì. e questo penso che atrapalò un poco per guadagnare il scudetto. Tu credi che la squadra effettivamente risentiva un po' del fatto che Walter Mazzarri non cambiava tantissimo, usava solo, impiegava i 13-14 giocatori, credi che questo abbia condizionato magari quell'anno? Bueno, non lo so perché veramente io dal mio punto di vista giocatore sempre voglio giocare, sempre hai voglia, sempre sta la fiducia, quando tu giochi in un stadio come il di Napoli, che tutti i tifosi, quasi tutte le partite pieno, sempre hai voglia di giocare. Io penso che sono fatto del football che acontece, del calcio, e magari non era per noi in questo momento. Credi che quest'anno il Napoli vincerà lo scudetto? Sta facendo bene, Napoli sempre comincia così, comincia benissimo, simplemente tiene che mantenere ese ritmo e fechare e ogni partita fare qualcosa di diversa perché l'altra squadra non pegare, non si approfittare di loro. E penso che sta l'opportunità di dare esa allegria a suoi tifosi. Se potessi scommettere un Real, perché qui siamo in Brasile quindi parliamo di Real, lo punteresti sul Napoli o sulla Juventus campione? È giusto, la Juventus ha vinto tutto. È giusto che guadagni qualcosa, A Napoli. sì, magari Napoli, che è una grande squadra che ogni anno sempre gioca bene. Io penso che è un team che me lo gioca il calcio italiano. Pablo, come era il tuo rapporto con Walter Mazzarri e che allenatore era Walter Mazzarri nello spogliatoio? Per me è un allenatore motivante, carattere forte, però tutto il mondo rispettava lui, credeva in lui, che era importante e penso che per me lui ha fatto molto bene a Napoli. Hai qualche rimpianto? Magari volevi restare un pochino più a Napoli, credi che poteva andare diversamente la tua storia a Napoli, perché comunque ti hai fatto bene, però sei rimasto solamente un anno. Hai qualche rimpianto in merito? Perché quando il mister Massara è andato via, è arrivato il mister Benitez e lui, decisione di lui, né? Tutto l'allenatore c'è Sì. sul giocatore che vuole giocare. Io ho pensato che con lui iba a giocare di più perché lui parlava la mia lingua, mi conosce di più, però considera il calcio. E io è stato è una squadra grande come Napoli, che voleva giocare, voleva guadagnare la fiducia per dare di più ai tifosi che sempre in tutte la rua, quando tu vai al mercato, si sentiva ese calore umano e mi è piaciuto tanto, però mi dispiace che lui non mi ha approfittato al massimo, non mi ha dato la fiducia che io volevo, però è così, il football è così, il calcio è così e con lo che io è stato lì mi sento bene.
Ma con Benitez è stato solo una questione di scelta tecnica o magari insomma c'è anche qualche problema proprio di rapporto con il mister? Oh, lo faccio che tecnicamente, tatticamente è sempre stato lì, solo che lui che decide chi gioca e chi non gioca, Mm. e per lui non era una carta importante, per Mr. Benitez non era una carta importante, e per me era facile perché io ero stato nazionale, avevo stato lì un anno, voleva più fiducia, però non è stato così con me, ma rispetto a tutte le decisioni di tutti. E Pablo, il tuo ricordo più bello con i tifosi? Cioè c'è qualche siparietto, magari i tifosi per strada che ti hanno fermato? Hai qualche ricordo particolare, particolarmente curioso da raccontarci? Sì, sì, una volta mi è successo con mia moglie, è andato a un mercato e ormai ho visto questa cosa e noi stiamo comprando Mm? il nostro, come si dice, il mercato, Spesa. la spesa. E quando lui, penso che era il patrono, no, Mm. del mercato, ha saputo che era io al mero e lui ha detto che no, no, vai, leva, leva, Non ti ha fatto non pagare, posso quindi. pagare. Io, no, 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 tranquillo, non voglio. No, no, vai, tu, il Napoli, il cuore, vai, leva. E questo mi è successo e mi è piaciuto tanto che ho volto 2 o 3 volte in più. Queste cose ti sono capitate a Udine a Milano. Sono differenti, sono differenti. La differenza di Napoli a Udine è grandissima. Udine sono persone respetuosas, pero son muy fríos, son diversos. Eh, Napoli tiene calor humano, son más amigables, amisticios. Vamos a fare, Milan è un po' aperto, più di Mm. Udine, però delle tre è la più aperta che io mi ho sentito meglio Napoli. Oltre per esempio Zuniga, c'è qualche altro giocatore con cui sei ancora in contatto di quel Napoli, del tuo Napoli? Sì, Zuniga, mio compadre, Cavani, un buon rapporto, Hansi, tanti calciatori che Hiller, Mm. sì, tanti calciatori che quando ci vediamo sempre ti danno un abbraccio e questo è molto importante. Hiller è già tornato 2 volte a Napoli, aspettiamo anche te, quando ritornerai a farci visita? Una volta lo farà. Come ho detto prima, mi piace il calcio e se Dio mi dà l'opportunità e volto là. Ma spiegaci una cosa. Ehm, Ora il contratto tuo sta per finire col Bahia. Hai già iniziato a pensare qualcosina, magari se resti qui? Che piani hai per il futuro? Come sempre c'è il mercato aperto in molte liga nel mondo. Con i procuratori adesso stiamo cercando la più meglio per me e per la famiglia. E ora sono lavorando qui, aspettando finire il campionato, eh, finire bene qua e dopo vediamo dove è la meglio scelta per andare a mostrare il mio talento. Che Pablo Armero sarebbe con Mister Sarri, l'attuale allenatore del Napoli, che tu prima dicevi ha fatto esprimere il miglior calcio d'Italia? Beh, lui ha saputo incontrare e esplotare ese talento a tutti i calciatori. Se tu vedi l'attacco di difesa attacco, c'è una squadra che gioca molto bene, gioca diverso alle altre squadre in Italia. Ed è come tutti gli allenatori, c'è qualcosa in più che al giocatore le piace. Stiamo verso la fine. Ti chiedo, Pablo, prima parlavi di Cavani. Secondo te Cavani torna a Napoli? Perché i tifosi, insomma, lo sai, con Cavani c'è stata l'apoteosi, quindi tutti sognano il grande ritorno. Cosa credi? Ci può essere questa opportunità? L'unica cosa che io posso dire è che lui ha fatto molto molto bene lì. Se lui si sente bene e è grato per lui e sua famiglia, penso che volterà
perché per lui è sua città, lui ha stato lì tanto tempo e ha fatto molto bene, è sua casa. Sería molto importante perché lui è un grande giocatore. Perfetto. Pablo, a Napoli con i colombiani ci sono stati dei problemi. Abbiamo visto con Zuniga, Duvan Zapata è andato via e non è stato felicissimo. Il presidente De Laurentiis ha qualche problemino con i colombiani o è solo una coincidenza? No, niente di problema, sono scelte che l'allenatore o il direttore in quel momento fanno per il bene delle squadre. Se per loro non va bene, che i colombiani come Suni, come ho parlato tu, Duan, non gli piace in quel momento, loro se lo perdono perché sono calciatori molto importanti, molto bene, però è così il calcio. Io penso che non c'è niente di più, solo calcio e scelta che fanno allenatori. Ho capito. A Napoli, per esempio, tutti si chiedono di Zuniga, cosa sia successo con Zuniga. Ci puoi dire qualcosina in merito perché è stata una situazione strana? Veramente nel fondo di questa storia non lo so, io parlo con lui per encima un poco e lui le piace, lui ha fatto molto bene lì e io penso che lui merita un'opportunità perché è un grande calciatore. Puoi ritornare in Italia? Sì, se c'è una squadra che vuole mie qualità, che vuole un buon cruzamento, un gol o una buona marcatura, può contare con il mio servizio. Io sono un calciatore che dove mi vogliono, lì vado e a fare bene. L'ultimissima, il ricordo più bello della tua carriera? Mondiale, ho fatto il primo gol del mondiale con la Colombia e per me fu spettacolare vedere tutti la Colombia, tutti i colombiani quando mi vedono si identificano per la mia allegria, per l'entrega, per tutto quello che io sono per il mio paese e per tutto quello che faccio in campo. Ci rivediamo 2018 in Russia allora. E magari che devo lavorare in più, devo lavorare ogni giorno per essere bene per il mister Peckerman e i miei alleati. Aspettiamo che sia lì. In bocca al lupo, Napoli ti fa per te, sappilo.